Allora, innanzitutto ringraziamo chi ha reso possibile tutto questo, perché magari è un input per dare, diciamo, più possibilità ai giovani di rimanere nella nostra terra. Eh, Le razze autoctone siciliane, con grani antichi, lenticchie di leonforte come leguminose, cercare di ripristinare l'ape nera di Sicilia, quindi piantare più specie, diciamo più specie che rendono la fioritura più lunga possibile durante l'anno. Insomma, per valorizzare un po' la nostra terra e i nostri prodotti che stanno un po' perdendo di colpi, anche essendo di ottimi prodotti che non hanno a meno delle altre regioni d'Italia. Uttaccio Tardì Antonino Giuseppe, sono di Capizzi e ho un'azienda agricola da Idone in provincia di Enna e mi sono aggiudicato il lotto su Piazza Armerina, Castani. Ecco, cosa produrrai sul tuo pezzetto di terreno? Allora, siccome in quel terreno c'è un boschetto di eucalipto e qualche pino, c'è del seminativo, dei pascoli, la mia è un'azienda principalmente zootecnica che allevo limousine e da qualche anno ho integrato anche la razza modicana. Su quel terreno andranno vacche modicane, farò una pulizia generale del bosco. Sui seminativi metterò grano siciliano, tumelia e via discutendo, essendo un'azienda biologica, e, e cercherò di portare avanti questo terreno. Allora, secondo me è un'ottima iniziativa, anzi spero che la Regione Sicilia dia spazio ad altre persone nel integrarsi in agricoltura. Era Mauro Calvagna. La placa Rosario Claudio. La nostra azienda è specializzata nella produzione e trasformazione di cereali, quindi il nostro interesse è coltivare grano, legumi e prodotti della terra classici siciliani. Ovviamente siamo spinti dal fatto che avendo un mulino a pietra, avendo rimesso in funzione un antico mulino a pietra, gli spazi per la coltivazione del grano che avevamo a disposizione erano diventati piccolini per fare lavorare meglio il mulino, e quindi diciamo questo per noi è diventato importante.